My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Quando si parla di innovazione nel real estate digitale, c'è un nome che è sinonimo di leadership e fare portali per chi cerca e vende casa. Alla guida di Immobiliare.it ha contribuito ad apportare tecnologia e visione strategica. Sul palco di Gemblu Italy 2026, il direttore generale di Immobiliare.it, Paolo Giavardo! Grazie mille. Non mi avevano detto che la presentazione fosse così altisonante, ne sono molto contento, anche troppo. Grazie mille, sono veramente contento, lo dico a nome di tutto il team che è qui e ovviamente a nome di Carlo che è qui con me. Siamo molto contenti di essere qui e vi ringrazio di averci voluto al vostro fianco anche quest'anno per questo evento. Coldwell e Immobiliare sono uniti da tante cose, tra cui anche l'amore profondo per il blu, che è un colore stupendo, che condividiamo, e quindi sono molto contento di passare questa giornata qui con voi. Ora, voi vivete il mercato immobiliare dall'interno tutti i giorni in prima linea, e oggi proverò a fare una cosa, come ha appena detto Barbara, proviamo a fermarci un attimo per guardare il mercato immobiliare dall'alto, dove siamo stati, dove siamo e dove stiamo andando. Ora, dove siamo? Purtroppo sono 3 anni che dico la stessa cosa, però più che purtroppo è per fortuna, al netto della noia magari di dire lo stesso messaggio. Siamo nel migliore mercato da 50 anni e ogni anno è migliore di quello prima, quindi devo dirlo nuovamente. Questo perché è importante? Innanzitutto è importante perché l'immobiliare è il primo settore per contributo al PIL dell'Italia. Quindi stiamo parlando di un settore incredibilmente rilevante per l'economia italiana, che non è in un momento di nicchia, in un momento di boom post-pandemico, in cui si diceva che per 1 o 2 anni c'era una fiammata. No, la pandemia ha veramente cambiato il mercato, ma ha cambiato i giri del motore. E questa cosa ormai si protrae da ben 6 anni. E si protrae a un livello che noi non abbiamo mai visto nel nostro paese, se non nella fase della prima metà degli anni 2000. 767.000 compravendite l'anno scorso. Questo cosa significa? Significa, proverò ad ogni pagina a ricavare dei messaggi che potete usare tutti i giorni. Il primo, che mi piace molto, l'ho sentito da un vostro collega, che è che quando gli si presenta un cliente che dice o in acquisizione o in acquisto, che sta aspettando il momento giusto, la sua risposta è quasi quella di Marchionne di qualche anno fa quando disse: ma siete in ferie da cosa? E gli risponde: il momento giusto da cosa? Non c'è momento più giusto di quello attuale per entrare nel mercato, sia che uno voglia mettere gli immobili nel mercato, sia che uno voglia in realtà acquistarli. Negli ultimi 50 anni non c'è mai stato un momento migliore di questo per essere in questo mercato. Quando guardiamo i trimestri, in realtà la storia è simile. Non c'è un fuoco di paglia di un trimestre rispetto agli altri. In realtà vediamo come per tutto il 2025, vediamo se riuscirò a fare esattamente. Qui mancano i numeri dopo la virgola, ma in realtà questo è 218.000, qualcosa, mentre il numero sopra è 217.000 qualcosa. Quindi il quarto trimestre del 2025 è stato il migliore quarto trimestre degli ultimi 6 anni, che sono i migliori degli ultimi 50. Ma tutto il 2025 ha mostrato tassi di crescita importanti in ogni trimestre. L'altra cosa che è importante vedere, qui non vi spiego niente perché la sapete benissimo, non tutti i trimestri sono uguali. E ovviamente si transa molto di più nel trimestre che ci accingiamo ad iniziare, è il secondo trimestre dell'anno, che iniziamo proprio in aprile, e ovviamente il quarto trimestre dell'anno. Ma in realtà tutti voi sapete che per fare questi numeri in questi trimestri, in realtà il lavoro che va fatto dalle vostre agenzie e dai vostri collaboratori va fatto negli altri trimestri, quelli che storicamente si pensa che siano scarichi, ma in realtà lo vediamo noi sul portale.
Il mese di agosto è un mese dove c'è una quantità di traffico stratosferica nel portale, di gente che cerca casa che poi transerà a settembre, ottobre, novembre e dicembre, che effettivamente è il migliore trimestre dell'anno. Quindi anche qui fare la pianificazione annuale dell'attività in modo da estrarre il maggior valore dai diversi periodi di mercato è fondamentale. Parlo brevemente dei mutui, senza fare spoiler invece di chi mi seguirà, che ne parlerà in maniera molto più approfondita. Due cose importanti. Il 95% degli acquirenti dell'anno scorso erano persone fisiche, quindi il nostro è un mercato di individui. E questa è un'ottima notizia, perché gli individui hanno bisogno di voi, più che mai. Seconda cosa fondamentale che abbiamo visto nel 2025, vedete che è aumentata sensibilmente la quota di acquirenti col mutuo. Se la compariamo a 2 anni fa, nel 2023, nel quarto trimestre, solo il 37% di chi acquistava casa in Italia lo acquistava con un mutuo. A fine anno scorso questa percentuale era di 10 punti più alta. Cosa significa? Stanno tornando, anzi sono tornati nel mercato, tutti quegli acquirenti che hanno bisogno del finanziamento e che nel 2023 e inizio 2024 si erano fatti spaventare dall'aumento dei tassi. E questo è stato un grosso driver del mercato. Questo cosa vuol dire? Che ad oggi vi trovate in un mercato che è quasi diviso a metà tra persone che acquistano cash e persone che acquistano col mutuo. E ovviamente sono due persone completamente diverse. Chi acquista cash ha bisogno di rapidità, poca burocrazia, chiudere rapidamente, andare al sodo. Chi acquista col mutuo ha bisogno della vostra consulenza per non perdere tempo su immobili che non riuscirà a farsi finanziare per le sue disponibilità, o su immobili in cui effettivamente ottenere il mutuo può avere dei tassi più vantaggiosi, per esempio con mutui green, eccetera, eccetera. Quindi anche lì capire da subito chi avete davanti, e ad oggi il mercato è veramente diviso a metà. Di due persone, una acquista col mutuo e una senza. Quando guardiamo in realtà l'Italia nelle sue diverse geografie, c'è un solo trend che è uguale in tutta Italia, la dicotomia tra nuovo ed usato. Il nuovo in Italia in media costa 3.000 euro al metro quadro, l'usato 2.000. Tassi di crescita dei prezzi nel nuovo 6,2% anno su anno, nell'usato 2% anno su anno. Il prezzo del nuovo è molto più alto e continua a crescere a tassi percentuali molto più alti, quindi questo divario continuerà ad aumentare. E questo si vede anche nei grafici dell'evoluzione dei prezzi. Vedete che l'usato ha un prezzo che è fondamentalmente stabile, più 2% all'anno è il tasso di crescita di lungo termine di un'economia matura. Il nuovo invece ha dei prezzi che crescono con una rapidità molto più veloce. Di questa pagina vorrei solo lasciarvi con un numero da ricordare. Differenza di prezzo nuovo usato a livello Italia è il 54,1% ad oggi, che però si differenzia nelle isole per esempio del 70% addirittura, mentre nel centro Italia del 41%. Questo cosa vi dice? Vi dice che in realtà anche qui capire chi avete di fronte, sia lato acquisizione di immobili, sia lato compravendita, quindi avere davanti un acquirente, vi mette in una posizione privilegiata per fare consulenza. C'è un grande divario tra nuovo e usato, che vuol dire che tante persone che cercano il nuovo effettivamente sarebbero better off ad acquistare un usato e poi ristrutturarselo, sempre che vogliano ovviamente sopportare il lavoro di ristrutturarlo. Però oggi il gap è così ampio in cui effettivamente potete fare una grossa differenza nell'accompagnarli nel processo. Stessa cosa quando guardiamo le diverse città. Qui vedete delle cose veramente incredibili, quindi questo 54% media italiana diventa un numero negativo su Venezia, ma questo è perché il nuovo a Venezia si fa a Mestre e quindi effettivamente è un prezzo medio più basso dell'usato che sta a Venezia invece l'isola. Però si differenzia e si va da un Verona dove la differenza nuovo-usato è molto bassa, il 20%, o Roma dove la differenza nuovo-usato è solo dell'11%, e Napoli invece dove le differenze sono molto, Palermo dove le differenze arrivano al 70%, o Genova dove la differenza è il doppio tra nuovo-usato.
Voi ovviamente non lavorate nel mercato Italia, quindi tanti dei numeri che vi do sono troppo generici per essere utili. Questo però è utile, voi lavorate in un vostro mercato dove avete una vostra presenza e che dominate, e in quel mercato fare consulenza a chi compra immobili per investimento piuttosto che per viverci è fondamentale. Se ne aveste utilità, noi abbiamo queste tabelle non solo a livello delle grandi città ma anche a livello micro delle zone, quindi chiedeteceli e ve li forniremo, oppure li trovate anche all'interno dell'area riservata nel report immobiliare pro che avete già tutti. L'accessibilità, questo è il penultimo tema di cui voglio parlare. Qui purtroppo non ho buone notizie, l'accessibilità non è tornata quella pre-pandemica. Ad oggi in Italia l'accessibilità è di circa 10 punti percentuali più bassa di quella pre-pandemia. Cosa significa? Che l'italiano medio si può permettere il 10% in meno degli immobili che abbiamo in offerta sul portale rispetto a quello che si poteva permettere nel 2019. Questo di nuovo cosa vuol dire? Vuol dire che le persone ancora più di prima hanno bisogno di voi e hanno bisogno della vostra consulenza, perché effettivamente quando si approcciano al mercato vedono un mercato che trovano più inaccessibile di ieri, ma non è così quando poi si entra, diciamo, nelle pieghe del mercato tra nuovo e usato e tempistiche di vendita. Ultimo punto, e questa è una nuova analisi che abbiamo fatto quest'anno. In Italia si parla tanto di questo patrimonio dormiente, quindi l'Istat riporta sempre che il 27% degli immobili in Italia non sono occupati. Abbiamo 35 milioni di immobili in Italia, siamo il paese avanzato con più immobili per abitante. Un terzo di questi immobili non ha un residente ad oggi. Ovvio che da questo terzo vanno tolte tutti gli immobili con destinazione turistica, e l'abbiamo fatto a livello puntuale, quindi per ogni microzona d'Italia abbiamo mappato tutti gli immobili disponibili e tolti quelli che vengono ad oggi adibiti ad affitto turistico. Restano comunque 25% di immobili senza residente, che ovviamente questo non vuol dire che sono tutti in attesa di essere venduti, c'è chi li usa come seconde case, c'è chi li ha appena ereditati, eccetera, eccetera. Però questo è effettivamente un patrimonio che noi italiani abbiamo. Ed è anche vero che, rifacendomi a quello che dicevo nella prima pagina, non c'è momento migliore di oggi per ragionare eventualmente di una diversa destinazione. Vero però che bisogna andarseli a prendere in un modo veramente nuovo. Questi immobili sono immobili e fuori dalla disponibilità del mercato da un bel po' di tempo. Su questo stiamo facendo un'analisi incredibilmente dettagliata a livello d'Italia, sia di dove sono gli immobili ma anche incrociandoli con la domanda, quindi quanti compratori ci sarebbero per ognuno di questi immobili se venissero a mercato. E anche di questo, se qualcuno di voi volesse che ne parliamo insieme e vi condividiamo i dati, siamo a disposizione. Chiudo ringraziandovi di nuovo e dicendovi: siamo veramente in un ottimo mercato. C'è solo un elemento che effettivamente all'orizzonte mostra un po' di nubi e l'abbiamo già visto, quindi non devo neanche fare grandi previsioni. La guerra potrebbe avere un solo impatto se continua, che è l'inflazione. Di fronte all'inflazione banche centrali di solito aumentano i tassi. L'aumento dei tassi l'abbiamo visto già nel 2023 cosa fa? Fa calare la quota di compratori col mutuo. Ad oggi non c'è nessun segnale che questo avverrà. Però ve lo dico perché effettivamente da quello che succede sullo scenario internazionale potremo avere delle ricadute sul nostro mercato italiano. Stiamo entrando nel secondo trimestre dell'anno, che storicamente è il migliore in assoluto, in tutto l'anno, e vorrei lasciarvi con una parola che è: non c'è momento migliore di adesso per entrare al mercato, sia in vendita che in acquisto. Ditelo ai vostri clienti perché è veramente vero. Grazie a tutti.